La Bardia stava guardando tanto alla sussistenza, a noi che era tutto cibo per noi altri. Più in qua, più verso a Ridotto Capuzzo, che era il corno dell'acqua, ma io colpia tanto che era un aeroplano sopra di ricognizione che faceva un cerchio sopra il magazzino di vivere e sopra l'acqua, e la marina con il 381 sparava a 30 km di distanza, che era una grossa corazzata. Pensa, mi viene da pialla, è più diritto anche adesso. Veda una ventena di navi da guerra davanti a noi che era sta corazzata, 4 incrociatori di scorta, che saranno stati altri 10 caccia, e dopo che era cose di quindi poi mine, insomma, le mine, aveva se erano le mine. Allora, da là, siamo stati fermi un giorno e mezzo, senza acqua, senza mangiare. Allora, cosa fai? Che se da, diciamo, un gruppo di soldati, saremmo stati 300, ma erano o via 500, o via quel gruppo là, Marbia, e mi porta verso a Ridotto Capuzzo, a piedi, dove fatelo? Bardia, Ridotto Capuzzo, e sarà circa 40 km, a piedi siamo arrivati verso notte. Cosa siamo arrivati a? Stufi, e abbiamo buttato via tutta la roba, e no, ma non avevo niente perché non aveva niente. Sì che davanti a noi che sarà stato un centinaio di ufficiali, che tutti raggruppati da soli ufficiali davanti a quei cartobride, gli si scortava. Guai a dar colori, perché erano divisi, perché stai sempre lontani da noi, perché ha paura che facessimo una rivolta dal Rio, insomma. Sì che questi ufficiali li cominciamo a buttare per terra, insomma, chi aveva tanti indumenti, roba da cambiarsi, insomma. E noi dovevamo su anche poche di maglie, poche di robe che io rilassavo su, perché chi c'è che portava i maglie? Non era mia attendenti, si voleva via. Allora, noi abbiamo, così voleva a Ridotto Capuzzo, non abbiamo più visto gli ufficiali, li portati in un altro posto, e a cosa Ridotto Capuzzo siamo stati la notte. Sì che i primi che si arrivai abbiamo un bussolotto di acqua, e io c'è una scatoletta di carne italiana che io trovava sui depositi. I 4, la scatoletta in 4, con le cose. E mi sono arrivato quasi per ultimo, e credo che c'è qualche cosa, e invece non avevo piede di metà, non avevo niente. Allora